Siamo qui allo stadio Zoboli naturalmente per commentare la partita di domenica con il Carbonia che ha pareggiato proprio al 90°. L'autore del gol è stato proprio lui, il parigino Moussa Soumaré, che ha realizzato un grandissimo gol su calcio piazzato. Descrivici un po' questo gol, poi parliamo di te. Su quel gol... Hai visto la porta, no? Sì, ho visto la porta, sono andato veloce a prendere il pallone, ero messo, ero convinto di fare gol. E l'ho fatto, è stato bello, però potevamo fare di più, molto di più davanti a quella squadra. Non è stata una partita facile, soprattutto nel primo tempo avete un po' sofferto, no? Tu sei entrato comunque nella ripresa. Sì, abbiamo sofferto perché abbiamo iniziato male, non siamo entrati subito nella partita, poi è successo quello che è successo, però noi siamo sempre sul pezzo, ogni domenica facciamo la gara per vincerla e poi... insomma, l'impegno c'è sempre in ogni partita, siamo soltanto alla seconda giornata di campionato, tu hai fatto l'esordio, se mi dicono, mi ha detto il mister, sei ancora al 50% della tua forma, no? Sì, non sono arrivato a posto fisicamente perché ho fatto un anno senza giocare, senza squadra, mi ha chiamato Magliotti, meno male, mi ha portato qua, mi ha integrato bene. E gli voglio ridare quello che mi dà, perché quella chance non so se un altro allenatore me l'avrebbe dato. Ecco Moussa, tu sei nato a Parigi, sei parigino doc e calcisticamente sei nato in una squadra di Serie B proprio di Parigi, no? Sì, ho fatto i giovanili in Serie B al Red Star, poi sono andato subito, è la prima squadra dai grandi, ho fatto con Magliotti, mi ha fatto lui perché era il primo anno con i grandi in Serie D a Noro, mi ha aiutato tanto in Italia, mi sono trovato bene, mi ha fatto crescere tanto, sì. E quindi è la seconda volta che vieni qui nell'isola, bellissima, come ti trovi qui a Carbonia? Carbonia è una bella scelta, mi sono piaciuto subito, l'avevo anche detto al presidente che mi piaceva la città, ma la Sardegna la conosco già e l'ho già fatta, quindi... Ma Carbonia è più bello perché è al sud, c'è il mare vicino e tutto quanto, la gente è bravi, tutti bravi. Ecco Moussa Soumaré, le tue qualità tecniche, no? Come giochi in campo? Io gioco con la testa un po', sono anche tecnicamente forte, calcio forte, veloce e gioco sempre per vincere, sempre certo. voglia. Invece per quanto riguarda il tifo per le squadre francesi, per chi tiri? Per il Paris Saint-Germain? Sì, tutta la vita, immaginavo, sì. Insomma, io sono stato tra l'altro lì al Parco dei Principi in diverse occasioni per il commento delle partite del Paris Saint-Germain e posso dire davvero che è uno spettacolo straordinario anche il calcio francese. Sì. Per cui naturalmente ti facciamo noi i nostri migliori auguri, grazie. Sperando di vederti subito, magari in campo domenica prossima. Sì. Fai un saluto a tutti gli amici francesi, che magari la tua famiglia. La Francia, mia moglie, tutti quanti. Je salue tout le monde, ma famille, mes amis, ma femme surtout, et tous ceux qui sont derrière moi. Merci beaucoup. Grazie di cuore Moussa Soumaré. Grazie. Ciao.